Estate in Veneto, una straordinaria opportunità, non solo per visitare luoghi incantevoli, a volte dimenticati, ma di grande fascino, spostandosi dalle montagne al mare, nella zona collinare o pedemontana, ma anche per praticare tantissimi sport all'aria aperta. E non trascuriamo naturalmente tra le attività sportive quella del golf. Qui ci troviamo in un green, l'Asolo Golf Club, supportati sempre dal direttore Alessandro Martini. E allora cosa possiamo dire di questa disciplina che si vuol sempre più aprire a tutti? Beh, nel cuore della pedemontana veneta e trevigiana siamo a Cavaso del Tomba. È una delle grandi realtà golfistiche della nostra regione, perché l'Asolo Golf Club è un 27 buche con 3 percorsi in questo scenario, quindi certamente è bello, appassionante, soprattutto dal punto di vista dello stato fisico delle persone, una grande opportunità per fare movimento. Il Veneto, come si diceva, è una delle regioni che in questi anni ha investito più di altre nella pratica del turismo golfistico e nella promozione del turismo golfistico. Voi pensate che abbiamo quasi 45 campi da golf nella nostra regione, ma il fatto straordinario è che sono collocati in ambiti, in location, in luoghi straordinariamente belli. Andiamo dal lago di Garda alle Dolomiti, andiamo dal Lido di Venezia piuttosto che alle terme ugane, naturalmente i colli iberici, questi colli che noi amiamo chiamare le terre del Prosecco, cioè una situazione che aiuta a costruire un nuovo prodotto che abbiamo chiamato Golf in Veneto, abbinandolo al more, cioè quello che è il turismo, quello che sono i luoghi del grande turismo veneto. Questo fatto ci ha permesso di avere un riconoscimento mondiale. Nel 2012 siamo stati premiati quale miglior destinazione da scoprire del mondo per il 2013, quindi quest'anno noi siamo la miglior destinazione del mondo da scoprire, un riconoscimento ottenuto proprio grazie a questo investimento fatto dalla Regione, dall'assessorato al turismo, e che oggi ci permette di girare il mondo promuovendo: venite a giocare nel Veneto, perché questi sono i luoghi che noi possiamo offrirvi.